Aveva la patente scaduta il 67enne trevigiano che contro mano in A27 ha provocato lo schianto con due auto morendo nell'impatto. Il racconto di chi lo ha visto per ultimo: non era in condizione di guidare, la sorella gli dicevo di non mettersi al volante. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Alano Di Piave, un cittadino dominicano confessa il delitto, ha usato il coltello della vittima per ucciderlo con un fendente al petto. Duplice omicidio di paese, è disposta una perizia psichiatrica per il 51enne che ha ucciso a colpi di pistola fratello e cognata. La tesi del complotto, spiega la procura, è un movente paranoide, ma questo non significa che non fosse in grado di intendere o volere. Shock a Valdobbiadene per la morte di Giovanni Miotto, l'85enne ucciso dalle fiamme che lo hanno avvolto mentre scaldava il latte sul fornello. Raida dei ladri in una tabaccheria di Mogliano Veneto, il colpo in via Ronzinella, vetrata sfondata, danni e bottino di 2.000 euro. La titolare: tanta fatica e poi ti accade questo, non ne vale più la pena. Truffa del bonus facciate, l'inchiesta della Guardia di Finanza di Treviso non si ferma, sequestrati in totale 93 milioni di euro, gli ultimi 8 a un imprenditore padovano. Treviso al voto, stasera dalle 21:15 a Ringa il confronto finale tra i 5 candidati sindaco del capoluogo della Marca, il faccia a faccia a pochi giorni dalle urne. Adunata degli alpini, penne nere già verso Udine, la sezione di Preganziol, partita ieri, continua la sua marcia di avvicinamento. Da giovedì gli altri gruppi e domenica la grande sfilata su Antena 3 a partire dalle 7:30 all'Edera di Santa Maria del Rovere per incontrare il pubblico. Il regista e attore Nanni Moretti racconta del suo ultimo film, atto d'amore verso il cinema. Nessun messaggio politico, ma un'energia che contagia da destra a sinistra. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali gli ultimi sviluppi sulla tragedia di ieri sera in A27 con quell'uomo di 67 anni che procedeva contromano tra i caselli di Vittorio Veneto Sud e Vittorio Veneto Nord in direzione Venezia. Solo per poco si è evitata una strage. Bene, quell'uomo aveva la patente scaduta, non solo, non era nelle condizioni di guidare, dicono parenti e vicini di casa. Nell'ultimo periodo non stava più tanto bene, aveva avuto dei problemi, era in cura, che io sappia, a Vittorio Veneto, da come mi diceva lui. Sì, mi chiedo sinceramente perché avesse ancora la patente, perché non mi sembrava proprio, come dire, perfettamente in grado di guidare. Che stava barcollando uscendo dalla macchina. Sabato mattina è uscito dalla macchina, barcollava, si vedeva insomma che non stava bene, che non doveva guidare. Sì, io ho visto sabato mattina e barcollava un po'. Qui in via Fermi a Treviso lo conoscevano tutti, Bruno Sabadin, una vita nei locali e nel mondo della notte, morto dopo aver provocato uno schianto con altri veicoli procedendo contromano sulla 27 tra i caselli di Vittorio Veneto Sud e Vittorio Veneto Nord, direzione Venezia. Il 67enne, dicono anche i vicini di casa, non era nelle condizioni di guidare, la malattia lo aveva divorato fisicamente e mentalmente. Nelle ultime ore anche la conferma che la patente gli era scaduta da qualche giorno, non un dettaglio se si considera che solo per miracolo si è evitata la strage. Sabadin prima ha sfiorato una Toyota Auris con una famiglia veneziana di 5 persone a bordo, poi si è scontrato con una Passat dove viaggiavano un uomo trevigiano e una donna, tutti feriti lievi o illesi. Probabilmente Bruno da Treviso aveva preso la strada per Vittorio, convinto di doversi sottoporre a terapia, sbagliando però giorno e ora. A raccontarlo la sorella Roberta, che da mesi si era trasferita a casa dell'uomo per assisterlo. La mattina lui mi ha detto: guarda che a lunedì dobbiamo andare su a Vittorio Veneto, che sarebbe stato oggi. No, ho detto guarda che è domenica. È la stessa Roberta, ex infermiera, a raccontare una gestione sempre più difficile e la paura nel saperlo alla guida. Anche la sua compagna ha detto no, io non salgo con lui, vado col tram. Ma quando gli si diceva no, non devi fare questo, sì, e allora... Lui prendeva sulla macchina e guidava. Esatto, sì. Era sempre una brava persona, ma adesso ultimamente era fuori di testa. Con la morte di Sabadin cade ogni possibile accusa penale in attesa di capire se guidasse in stato alterato. Di certo resta anche da chiarire nel dettaglio la dinamica, ovvero se l'uomo abbia imboccato il casello contromano o se abbia effettuato un'inversione a U. Le immagini delle telecamere sono al vaglio degli inquirenti. La morte che è stata così
è stata terribile, però la morte che doveva succedere, mi diceva il primario, poteva succedere, non si sa quanto, può darsi tra un anno, può darsi fra 6 mesi, doveva succedere. E Bruno Sabadin è la 17ª vittima sulle strade della Marca dall'inizio del 2023, un fatto inquietante, dicono le stesse istituzioni. Abbiamo visto la morte in faccia invece i sopravvissuti che ieri erano in A27. Poteva essere una tragedia enorme, per fortuna non l'è stato, però l'esperienza vissuta da questa famiglia, da queste persone, certamente li segnerà per tutta la vita. Pensa ai sopravvissuti della 27, Roberto Fava, consigliere delegato alla sicurezza stradale della provincia di Treviso, a quella famiglia e a quella coppia rimaste coinvolte nella folle marcia di Bruno Sabadin. Abbiamo visto la morte in faccia, hanno detto agli operatori del SUEM 118, agli agenti della polizia autostradale e ai vigili del fuoco intervenuti sul posto. E questo dramma che hanno vissuto queste persone sicuramente in loro resterà un segno per sempre, ma la loro esperienza può veramente essere utile a qualcuno per un messaggio in più, insomma, per una comunicazione in più, per lanciare e fare in modo che qualcuno capisca, anche qualche altra persona capisca, che da una situazione del genere poteva scaturire una tragedia enorme che per fortuna non è successa. Da tempo la provincia di Treviso ha aperto un tavolo sulla sicurezza stradale con iniziative e incontri. Bruno Sabadin è la 17ª vittima sulle strade della Marca dall'inizio dell'anno. Nella provincia di Treviso purtroppo siamo maglia nera. È solo la crescita di consapevolezza, l'atteggiamento che noi dobbiamo cercare di spingere perché le persone siano più attente sulla strada. Poi certe cose sono a volte oggettivamente inspiegabili. Ci sarà la perizia psichiatrica su Massimo Pestrin, il 51enne che mercoledì scorso ha ucciso a colpi di pistola il fratello Lino e la cognata Rosanna Trento nella loro casa di via Monsignor Breda Paese. A disporre l'esame è stata la Procura della Repubblica di Treviso. Abbiamo deciso per una consulenza, spiega il procuratore capo Marco Martani, dal momento che il movente dell'omicidio rispetto a quanto detto dallo stesso indagato è di tipo paranoide. Pestrin ha detto infatti di aver agito perché si sarebbe sentito vittima di un complotto. Del resto la perizia, se non fosse stata disposta da noi, sarebbe probabilmente stata chiesta dalla difesa a processo. Non ci sono comunque elementi, continua il capo procuratore Martani, che al momento facciano propendere per una incapacità di intendere e di volere, dal momento che l'omicida reo confesso non ha una storia clinica che parla di problemi mentali. Intanto sempre domani verrà eseguita l'autopsia sui corpi delle due vittime. E non sono stati ancora fissati i funerali di Giovanni Miotto. Il pensionato di 85 anni di Valdobbiadene è morto avvolto dalle fiamme che lo hanno raggiunto mentre scaldava del latte sul fuoco. Era ipovedente Giovanni Miotto, l'85enne di Valdobbiadene, morto venerdì sera per le bruciature causate dal fuoco che lo ha avvolto in casa mentre accendeva i fornelli per scaldarsi del latte. Una condizione che insieme alla fatalità ha provocato il drammatico incidente domestico. L'anziano si stava scaldando del latte quando il fuoco ha raggiunto il suo pigiama in materiale sintetico. Il pensionato non è riuscito a spegnerlo immediatamente né a spogliarsi. Il tessuto altamente infiammabile è stato velocemente divorato dalle fiamme e inutile è stato il tentativo di Miotto di gettarsi sotto la doccia per spegnerle. Le grida disperate hanno allarmato i vicini, ma all'arrivo di vigili del fuoco e SUEM 118 l'85enne era già morto. È stato ritrovato privo di vita per terra. Ex dipendente della banca Piva, era originario della vicina Segusino e padre di 3 figli. Gli accertamenti sul caso sono spettati ai carabinieri. Erano liberi dopo la scarcerazione per il ritardo nell'arrivo delle carte dal Tribunale di Treviso a quello di Venezia che aveva fatto scoppiare la polemica. Oggi sono scattati nuovamente i provvedimenti cautelari nei confronti del 46enne di Conegliano e del 56enne di Vittorio Veneto, accusati di essere gli autori delle rapine al market di Refrontolo e alle tabaccherie di Massanzago e Santa Maria di Sala. Misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Venezia per il reato di rapina aggravata in concorso. Il 46enne quindi tornato in carcere, il 56enne si trova agli arresti domiciliari.
Spaccata nella notte in via Ronzinella, Mogliano Veneto, ladri quindi in azione nel Mirino, una tabaccheria adiacente alla Coop. I malviventi, dopo aver infranto il vetro della porta d'ingresso, si sono introdotti all'interno riuscendo ad asportare alcuni gratta e vinci. Il contante presente in cassa e tabacchi per circa 2.000 euro. Indagano i carabinieri e i nostri microfoni, tutta l'amarezza della titolare. Sono ancora un po' agitata perché comunque di notte ti svegliano e era già successo l'anno scorso, il distributore quindi non erano entrati e avevano distrutto soltanto l'esterno procurandomi comunque grossissimi danni. Rubano veramente ai poveri perché non è più come una volta probabilmente, però vabbè. Così è. Sono stati abbastanza meticolosi, nel senso si sono presi il loro tempo perché ci hanno messo circa 10 minuti a buttare giù il vetro, perché si vede proprio dalle telecamere che iniziano alle 2:30 e poi sfondano alle 2:45. Come hanno sfondato è partito l'allarme, è partito il nebbiogeno, però nonostante questo comunque l'obiettivo almeno penso in parte l'obiettivo si è centrato. E due sì, perché uno poi ha agito sul retrocassa e un altro ha agito sul distributore. Comunque è questione di un minuto e mezzo, non credo di più. Qui ne hanno fatti di furti prima di noi ne hanno fatti parecchi. Da quando ci siamo noi hanno fatto questa spaccata al distributore l'anno scorso e quest'anno mi hanno fatto questo regalo. Ti rimane solo tanta amarezza perché alla fine le spese che sosteniamo attualmente sono tanto alte, tra veramente tutto, metto io affitto, mutuo, assicurazioni, come tutti poi le tasse, cioè non ne vale più la pena. Io ho veramente tanto, cioè io ho le telecamere, le inferriate, il nebbiogeno, l'allarme, i sensori, la vigilanza, se vogliono entrano. C'è solo tanta amarezza perché uno suda per qualcosa e poi se lo vede portare via così. Parole amare, quasi rassegnate. E ancora per la cronaca, c'è un nuovo atto nella truffa del bonus facciate. L'inchiesta della Guardia di Finanza di Treviso non si ferma. Sequestrati in totale, pensate, 93 milioni di euro. Gli ultimi 8 a un imprenditore padovano. Lui ha effettivamente aperto ad agosto del 2020 un'attività di tinteggiatura di opere edili minime, però la cosa molto strana è che nel giro di pochissimi mesi, stiamo parlando di neanche un anno, e senza dipendenti, è riuscito, come dire, o meglio ha attestato di aver eseguito lavori per circa 4 milioni di euro. Quindi sfido chiunque con una organizzazione aziendale così minima a effettuare questi tipi di lavori. Si chiama indice di rischio l'alert che permette alla Guardia di Finanza di monitorare le situazioni sospette e in questo caso l'indice era elevatissimo. Lo scenario è quello del bonus facciate con truffa annessa. Crediti fiscali monetizzati per lavori mai eseguiti, scovato un altro imprenditore che usufruiva della rete del 70enne commercialista di Ponte di Piave sotto inchiesta nell'indagine che finora ha permesso di individuare 20 persone coinvolte nella frode su bonus facciate ed ecobonus e permesso di sequestrare 85 milioni di euro. L'ultimo caso è quello di un 68enne sedicente imprenditore edile padovano, al quale i finanziari hanno sottratto 8 milioni di euro di crediti d'imposta e circa 500.000 euro fra somme di denaro, immobili, macchine, moto e quote societarie. Anche lui ha falsamente dichiarato di aver eseguito dei lavori su delle facciate, cosa ovviamente mai fatta. Ha persino dichiarato di avere la disponibilità di un immobile, quindi come committente, come privato, cosa assolutamente falsa, perché lui non aveva la disponibilità di quell'immobile e quindi ha generato tutta una serie di crediti o si è fatto dare da altre persone che avevano a loro volta fatto risultare la sussistenza di questi crediti, quindi si è fatto dare questi crediti, li ha fatti circolare nel sistema economico e in parte li ha anche monetizzati presso gli intermediari finanziari. Nel complesso quindi finora
Sono stati assicurati al patrimonio pubblico oltre 93 milioni di euro tra crediti fiscali, disponibilità finanziarie, case, macchine, azioni societarie e altri beni illecitamente acquisiti. I reati per cui si procede riguardano l'ipotesi di truffa e indebite percezioni danni dello Stato, ma anche riciclaggio e reimpiego in attività economiche dei proventi illeciti. Questa condotta è stata particolarmente grave perché ha recato un danno importante al fisco e all'erario in generale, sia consentito a lui, a questa persona e anche agli altri indagati di avere dei vantaggi competitivi rispetto agli imprenditori onesti che seguono le regole. Furto di gasolio nel deposito della TVO. La scorsa notte ignoti si sono introdotti nel deposito di automezzi della società di trasporto pubblico a Oderzo, in via Piavon. I ladri sono riusciti, forzando i serbatoi di alcuni autobus, ad asportare circa 300 litri di gasolio. Sono in corso le indagini dei carabinieri per scovare i colpevoli. Dopo questa ampia pagina di cronaca, la politica nella sfida delle urne di domenica e lunedì prossimo, c'è un'altra sfida tutta interna alla Lega. Vedelago e Motta di Livenza di fatto si misurerà la linea della segreteria provinciale con i cosiddetti ribelli colpiti per questo dall'espulsione. È una sfida tutta politica e tutta leghista quella che si consumerà domenica e lunedì prossimi nelle urne di Vedelago e Motta di Livenza. Da una parte la linea della segreteria provinciale di Dimitri Coin, relativi candidati ufficiali, e dall'altra i cosiddetti ribelli che per questo sono stati raggiunti dall'inevitabile per alcuni provvedimento di espulsione. Ennesima riproposizione di due delle tante anime che da sempre fanno la storia della Lega, partito che in più occasioni si è dimostrato spigoloso verso i dissidenti, che in qualche caso hanno fatto retromarcia, ma in genere sono andati per la loro strada, come pare abbia tutta l'intenzione di fare a Vedelago l'ex vice sindaco ed ora anche ex leghista Marco Perin, che risponde così all'espulsione. Penso che i fondi PNRR non abbiano un colore politico e partitico. Penso serva però un'idea, un progetto, sapervi partecipare e portare a casa i risultati. Questo è quello che abbiamo fatto noi in questi anni e penso che questo valga più di molte altre parole. Sulla stessa linea l'ex vice sindaco di Motta e anche lui da qualche giorno ex leghista Ercole Girotto. Prendo atto, probabilmente è un atto dovuto, la prendo con serenità, non sempre nei percorsi amministrativi tutto fila liscio, soprattutto anche nei gruppi, e pertanto non mi sentivo più in linea con certe forme di gestione, di pensiero, della corrente, del movimento, e pertanto è maturata questa decisione e poi la mia determinazione. Due test importanti dunque per la Lega, per capire se con l'affermazione dei propri candidati il partito è ancora declinato sul territorio, oppure in caso contrario se occorrerà rivedere la linea e magari anche i provvedimenti con un innegabile indebolimento della segreteria. Ma ricorda qualche politico della Prima Repubblica, queste prove di forza non faranno comunque bene al partito. Meglio la vecchia DC, che magari a tappe forzate, ma una quadra alla fine la trovava senza tante porte sbattute. Era un'altra epoca e soprattutto un'altra politica. La sfida principale resta quella del capoluogo, resta quella di Treviso. Questa sera, a partire dalle 21:15, il confronto finale definitivo tra i 5 candidati sindaci con il vice direttore Ferdinando Avarino. Dalle piazze di gazebo agli studi televisivi di Antenna 3, 5 giorni al voto e si infiamma la campagna elettorale. Questa sera a salire sul ring di Ferdinando Avarino saranno i 5 candidati alla guida di Casugana per i prossimi 5 anni. Una puntata speciale del talk di prima serata da non perdere, da Mario Conte a Giorgio Denardi, da Nicolò Rocco a Maurizio Mestrinera a Luigino Rancan. I 5 candidati sindaco di Treviso si confrontano su tutti i temi caldi della campagna elettorale nell'ultima sfida prima del voto, dalla sicurezza alla viabilità, dai parcheggi ai migranti, dall'inquinamento al futuro del centro, senza dimenticare il sociale ed il problema casa, fino a quello più politico delle alleanze in caso di ballottaggio. Quasi 2 ore di confronto serrato con le domande del nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Corsa a Casugana, ultimo confronto, stasera dalle 21:15 a Ring su Antenna 3.
Appuntamento quindi da non perdere. Intanto è stata presentata a Casugana la seconda campagna di promozione turistica di Ryanair in collaborazione con Comune e Consorzio del Prosecco, TOC. La vicinanza a Venezia ci consente di studiare anche quelli che possono essere dei potenziali rischi e con la polizia locale stiamo lavorando proprio per prevenirli. L'obiettivo è quello di governare il fenomeno di crescita dei numeri turistici e non subirlo, proprio perché vogliamo una città che cresca in modo armonico anche da questo punto di vista. Parte la seconda campagna di promozione turistica di Ryanair in collaborazione con Comune e Consorzio del Prosecco DOC, e i numeri suggeriscono già una serie di riflessioni sull'impatto del turismo in città, dove affittare casa è già difficile ora e le locazioni turistiche potrebbero aggravare il problema. Questo è un tema che va affrontato con degli strumenti urbanistici che noi ovviamente abbiamo. Al momento questo problema non si sta verificando, però certamente teniamo gli occhi aperti perché non vogliamo che quella che oggi è un'opportunità turistica diventi poi un problema domani da un punto di vista della residenzialità. Una seconda campagna di promozione incentrata sul turismo esperienziale nel territorio del Prosecco DOC, dove però l'attuale capacità ricettiva già fatica a soddisfare le esigenze degli ospiti. Iniziamo a riscontrare che in alcune giornate abbiamo difficoltà a collocarli nel territorio, e quindi questa dovrà essere una riflessione per il futuro, perché un turismo di qualità necessita anche di strutture adeguate. Come si potrebbe procedere dal vostro punto di vista? Ma dal nostro punto di vista contiamo che il territorio e l'imprenditorialità locale sappia rispondere andando ad ampliare questa offerta. Fino a più 16% di prenotazioni su Treviso grazie alla precedente campagna di promozione, spiegano da Ryanair, in particolare dal Regno Unito, Francia, Belgio e Israele. Per l'estate 2023 la prospettiva di una nuova crescita. Oltre 2,4 milioni la nostra previsione in termini di passeggeri trasportati per Treviso per l'anno fiscale del 24, ma soprattutto 44 le rotte con oltre 310 voli settimanali da per Treviso, un network molto esteso. Festeggiamo anche 25 anni di attività in Italia, che sono 25 anni di attività a Treviso. Primo aeroporto operato da Ryanair in Italia, quindi per fine mese abbiamo dedicato una serie di eventi in città. Hub trevigiano che nei prossimi 3 anni beneficerà anche dei nuovi aerei più silenziosi e meno inquinanti. Parliamo del 40% in meno di rumorosità, ma soprattutto il 20% in meno di consumo di carburante e quindi di emissioni di CO2. Un nuovo intervento su un edificio di prestigio in città per la Cazzaro Costruzioni dopo il bosco verticale in Restera. Il figlio del titolare Mauro, Gianmarco, parla dell'inchiesta per tangenti a Santa Maria di Sala che ha travolto il padre. Siamo sempre più sulla posizione che abbiamo dato il primissimo giorno, fiducia massima nella magistratura, serenità di non essere assolutamente protagonisti di questa vicenda nei fatti reali, e lo dimostreremo. Insomma, il nostro obiettivo è quello che non vediamo l'ora di andare a parlare nell'effettiva sostanza della cosa per dimostrare insomma l'estraneità. Gianmarco Cazzaro, direttore della Cazzaro Costruzioni, parla dell'inchiesta per corruzione legata alla casa di riposo di Santa Maria di Sala, nell'ambito della quale a gennaio il padre Mauro, titolare della società e già presidente veneto dell'ANCE, era stato arrestato. Ribadisce quanto affermato fin dalle prime battute dal costruttore di Tre Baseleghe e lo fa dal tetto dell'ex sede degli industriali tra Piazzetta Sant'Andrea e Via Martiri della Libertà in corso di restauro. Gli interventi della Cazzaro in città continuano dunque, malgrado lo scossone giudiziario, e dopo il bosco verticale in Restera ecco il recupero dell'immobile affacciato sulla Loggia dei Cavalieri, 10 appartamenti tra i 60 e i 90 metri quadrati già venduti nella porzione più recente. Il nostro primo obiettivo era quello comunque di andare a ripopolare una porzione di oltre 1000 metri di centro, per cui siamo proprio nel cuore della città, che era abbandonato da ormai più di 10 anni. Spesso sentiamo del centro che porta con sé solo grandi appartamenti e per grandi tasche. Non è sempre così, nel senso qui avevamo una determinate condizioni che ci hanno portato a valutare una divisione in appartamenti più piccoli. Qui abbiamo appartamenti da 1-2 camere al massimo. Di conseguenza non sono appartamenti che volano sopra i milioni di euro, tutt'altro. Prezzi al metro quadrato tra i 3.500 e i 4.000 euro, mentre si sale a oltre 5.000 per gli appartamenti ricavati nella palazzina storica di Piazzetta Sant'Andrea, 4 in quel caso le unità con garage. Si riescono a creare appartamenti appunto con questi living molto grandi, tutti con planari e anche con molto respiro, perché come lei giustamente ricordava era un auditorium con ampio volume, e quindi andiamo a reinterpretarlo così, insomma.
Per noi adesso la pubblicità, a fra poco. Di nuovo in diretta per parlare della fine dell'emergenza pandemica. Come sapete, nei giorni scorsi l'OMS ha dichiarato la fine dell'emergenza da Covid. Abbiamo fatto il punto con il trevigiano, con il professor Giorgio Palù, che come sapete è presidente di AIFA. Dopo 3 anni circa, il virus non è più nuovo, è molto mutato, ma ormai lo conosciamo tutti. Quindi con quasi 15 miliardi di dosi di vaccino, circa 5 miliardi di persone vaccinate. Quasi tutto, il 90% si stima abbia avuto un'infezione naturale, quindi il nostro sistema immunitario ormai riconosce questo che era un virus totalmente nuovo. Giusto dichiarare la fine della pandemia, secondo Giorgio Palù, virologo di fama internazionale e presidente dell'AIFA, anche se questo non significa che tutto sia finito. Bisogna continuare a proteggere i più fragili, a partire dagli anziani con la mascherina, nelle RSA e nei reparti e la vaccinazione. Quello che abbiamo imparato è che se dovremmo fare un richiamo lo faremo a fine anno, magari a livello autunnale, con l'influenza, quindi stagionale. Ecco, quello che invece sappiamo è che i più fragili, soprattutto gli immunodepressi, e gli anziani sono immunodepressi a livello fisiologico, per questi sappiamo che il richiamo può essere anche più frequente. Dopo 3 anni nei quali il mondo è cambiato, siamo probabilmente tutti consapevoli che possa ricapitare con un altro virus. Diciamo che c'è già un'altra pandemia, non da virus, è una pandemia latente, ma che dovremmo riconoscere, la pandemia per esempio causata da infezioni batteriche resistenti a tutti gli antibiotici. Pensi che ci sono già 5 milioni di morti per infezioni batteriche resistenti a tutti gli antibiotici, e ne abbiamo nei nostri ospedali. E si stima che nel 2050 ci saranno quasi 20 milioni di morti per queste infezioni. L'industria farmaceutica, continua Palù, non ha più sviluppato antibiotici dagli anni 90 perché non gratificano dal punto di vista economico, e batteri hanno sviluppato resistenza anche perché gli antibiotici vengono utilizzati negli animali ed entrano nella catena alimentare. E poi aspettiamoci, se abbiamo imparato qualcosa, andiamo a scovare questi virus nell'interfaccia uomo-animale-ambiente dove si stanno sviluppando. Stiamo cambiando il pianeta, delle nicchie ambientali. Ecco che abbiamo visto che quasi tutte le ultime epidemie o pandemie ci vengono dal mondo animale. Voltiamo decisamente pagine, parliamo di adunata alpina. Molti gruppi alpini sono già in movimento verso Udine. Ieri sono partite le penne nere di Preganziola. Tieni avanti, Marti. No. Inquadrati per 2, mantenendo il passo, come si faceva nei trasferimenti durante i campi estivi o le esercitazioni tra le montagne. Così gli alpini del gruppo di Preganziol stanno affrontando le tappe di avvicinamento alla 94esima adunata nazionale di Udine. Partiti domenica mattina, lunedì sera si accamperanno a Motta con tutto quello che serve adeguatamente caricato, ricordando la regola del servizio militare. Non camion CM52, cioè il 75, ma un apecar operativo che allontana ulteriormente i tempi dei birocci e delle adunate sguaiate. Un esempio di efficienza alpina che però non vuol dire raffreddare l'entusiasmo del ritrovarsi, come qua a Piavon, dove il drappello in viaggio verso il Friuli è assostato per il rancio di mezzogiorno. Applausi e pacche sulle spalle, con la mente già al prossimo fine settimana. Ci troviamo tutti quanti assieme in una settimana di festa. Una cosa ti resta nel cuore per lungo tempo. Un gruppo che di marce di avvicinamento ne ha fatte davvero tante, tra gli applausi delle comunità che attraversavano. Ci chiamano dentro, ma dobbiamo limitarci, anche perché dopo, se no, un colpo, 2 o 3, dopo va a finire come è successo a Vittorio Veneto. Siamo arrivati 4 ore in ritardo e avevamo... Perché con tutta la gente... La gente ci offre, come fai a dir di no? Gruppo che ha anche un coro, tra l'altro con appuntamenti già fissati da non mancare. Ma per tutti il vero momento immancabile è l'accoglienza del campo aperta a tutti. L'indirizzo qual è? Via Biella 85. E se arriva qualcuno per un'ombra? Sempre là, sempre là. E vieni a visitare il nostro impianto a Piova, perché noi siamo i famosi impianto a Piova. Bianco,
rosso e grappa, con i rubinetti, tac, 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 tac. E prima di riprendere la marcia, l'ultimo pensiero va immancabilmente alle mogli. Rientreremo lunedì tardo pomeriggio perché dopo noi dobbiamo fare altre cose, insomma. È una settimana di festa. Forse. Ma no, direi proprio di sì, dai, anche perché sennò le donne dopo ci sparano, cioè dobbiamo avere pazienza perché siamo tutti quanti un po', adesso c'è anche mia moglie che vede questa intervista qua, quindi sì, arriveremo lunedì sera, comunque senz'altro lunedì sera saremo a casa, sì. Si avvicina dunque l'adunata di Udine che noi vi racconteremo come sempre in diretta, non soltanto domenica quando ci sarà il clou, ma in tutti questi giorni con numerosi collegamenti. Vi racconteremo le storie e i volti e per l'appunto fino a domenica la maratona non stop dalle 7:30 del mattino qui su Antenna 3 fino a sera per vivere con voi un momento dopo momento questa festa alpina, questa grande festa alpina, e come sempre avrete la possibilità di mandare i vostri messaggi al 351 1755 340, quindi l'appuntamento su Antenna 3 domenica mattina a partire dalle 7:30. E noi adesso andiamo al Cinema Edera di Santa Maria del Rovere perché oggi insomma è arrivato un regista simbolo del cinema italiano, Nanni Moretti. Nonostante tutti i discorsi sulla crisi, bla bla bla, io continuo a credere nella magia del cinema, se visto al cinema, nella sua malia, nella sua forza, nel suo impatto. E questo film è anche un atto d'amore al cinema. Il cinema è inteso come forma d'arte, come strutture fisiche, come l'Edera di Santa Maria del Rovere dove è ritornato dopo 2 anni. Il cinema è inteso come pubblico che in sala, dove siedono uno accanto all'altro centinaia di sconosciuti, si lascia trasportare dalle immagini, dalle musiche, dalle voci. Moretti è a Treviso per confrontarsi con gli spettatori sul suo ultimo lavoro, Il Sol dell'Avvenire, pellicola che il regista, che a ottobre si confronterà per la prima volta con il teatro, non vuole incasellare men che meno politicamente. Come la poesia, per citare il Postino di Troisi, non è di chi la scrive, è di chi gli serve. Non è un mezzo preciso il cinema, non è la matematica per cui 2 più 2 fa 4 e solo 4 e non ci sono altri modi di interpretarlo. Ognuno interpreta il film come vuole, nel film ci sono tanti strati. C'è chi li prende tutti, c'è chi ne privilegia uno o un altro. Di politica non parla e il film chiarisce, non intende dare lezioni. Il cinema non lancia dei messaggi. Non mi ricordo se lo disse Hitchcock o chi, ma insomma ci sono i telegrammi per i messaggi. Il cinema è un'arte che può essere interpretata in tanti modi diversi e questo film comunque al suo interno ha un'energia che penso contagi tutti gli spettatori, comunque la pensino. A lezione di primo soccorso, quando anche un bambino può salvare una vita. Adesso ricomincia a comprimere il torace. Dopo ricominciate. No, dovete continuare per 2 minuti o a meno che fino a quando il defibrillatore ti dà una comunicazione. Continuate a fare le compressioni, sempre con un certo ritmo, come ti ho detto prima, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nel frattempo, se vi stancate vi date il cambio. Il primo soccorso è insegnato ai bambini che, guidati al telefono da un operatore del 118, eseguono il massaggio cardiaco ad una persona colta da arresto ed intervengono con il defibrillatore. La simulazione nella palestra delle scuole Mantegna a Treviso è stata organizzata dal Comitato Italia Arti Marziali Tradizionali con il SUEM 118. Grazie all'utilizzo di manichini e defibrillatori simulatori ideati per i bimbi, è stato insegnato ai giovanissimi come riconoscere ed intervenire in caso di arresto cardiaco. Il ritmo della musica a segnare il ritmo delle pressioni sul cuore.
Un'esperienza che ha consentito ai bambini, nonostante la giovane età, di apprendere informazioni fondamentali per salvare una vita. Hanno fatto questa lezione frontale con uno dei nostri infermieri che ha spiegato come si riconosce un arresto cardiaco, ha spiegato come si fa una telefonata al 118, hanno provato i ragazzi stessi a fare una telefonata al 118 simulando che un loro compagno avesse avuto un malore e hanno ascoltato le indicazioni che l'operatore del 118 dava loro al telefono. Importante in queste situazioni mantenere la calma. Da oggi abbiamo dato un segnale molto importante, soprattutto ai giovani, che debbono iniziare a imparare già a salvare una vita umana. Oltre a questo è chiaro che le arti marziali aiutano anche ad avere una conoscenza di se stessi, riuscire a controllare, l'ansia, la paura attraverso le tecniche di respirazione che poi verranno spiegate. Andiamo adesso a Belluno. Svolta alle indagini sull'omicidio di Antonio Costa a Fenera di Alano di Piave. Attorno alla mezzanotte di ieri è stato disposto il fermo di un cittadino sudamericano gravemente indiziato dell'efferato crimine accaduto nella tarda serata di sabato all'esterno del bar della stazione ferroviaria. L'uomo è stato portato in carcere in attesa dell'udienza di convalida del provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Belluno. Ma ci racconta tutto Tiziana Bolognani. Ha tolto dalle mani il coltello che la vittima aveva con sé, che stava brandendo, e con esso l'avrebbe colpito con un solo fendente al petto, rivelatosi fatale. Svolta alle indagini sull'omicidio di Antonio Costa, il 53enne ucciso nella tarda serata di sabato all'esterno del bar della stazione ferroviaria di Alano Fener. Dalle 23:15 di ieri sera un uomo di nazionalità sudamericana si trova in stato di fermo nel carcere di Belluno perché è gravemente indiziato di omicidio. Il coltello usato per il delitto è stato recuperato e sequestrato grazie alle indicazioni fornite dallo stesso fermato. In queste ore gli inquirenti stanno valutando la posizione di un'altra persona coinvolta nella violenta colluttazione scaturita da un presunto comportamento sconveniente della vittima nei confronti di una giovane donna che in quel momento si trovava nel locale dove impazzava una festa con balli e musica latinoamericana. Una parola di troppo, la reazione delle due persone che si accompagnano alla donna e la lite iniziata nel locale e finita all'esterno nel peggiore dei modi. Io ho sempre detto non sta andare là. Il più grande amico di Antonio Costa non riesce a darsi pace per l'affetto che lo legava al 53enne, lascia nelle vicinanze del Kangur Bar il ramo di un roseto in fiore. Invano, da diverso tempo, l'uomo aveva suggerito ad Antonio di non frequentare quella zona che riteneva pericolosa. Ci sono stati altri episodi, qualcuno più grave, qualcuno meno grave. È una zona che è attenzionata dalle forze dell'ordine. E a forze dell'ordine e pubblico ministero ci sono volute 24 ore esatte di indagini serrate per ricostruire al momento parzialmente l'accaduto. Nelle prossime ore sarà fissata l'udienza di convalida del fermo e sarà conferito l'incarico per l'autopsia. Secondo il primo esame svolto dal medico legale Antonello Cirnelli, a causare la morte di Antonio Costa sarebbe stato un unico fendente sferrato in pieno petto. Altri accertamenti saranno eseguiti sull'arma del delitto, in particolare saranno eseguite verifiche dattiloscopiche per il confronto delle impronte digitali. Come ha riferito oggi il procuratore capo di Belluno Paolo Luca, si stanno eseguendo con attenzione e scrupolo le ulteriori indagini necessarie a chiarire gli aspetti ancora oscuri della vicenda per una più completa ricomposizione dei fatti. In stato di fermo, lo si apprende proprio in questi minuti, ce lo riferisce sempre Tiziana Bolognani, un 46enne che vive a Fenera. Pedro Dominguez, vedovo da appena un anno e padre di 5 figli, quindi con 5 figli a carico. Stamattina intanto il capo della Procura di Belluno ha riferito ai cronisti che l'omicidio di Fenera spezza la catena virtuosa di una provincia che non è diversa dagli altri territori del paese. Quello di sabato scorso, il primo delitto del genere degli ultimi 6 anni, circostanza che però non esclude che episodi cruenti possano accadere. E la morte violenta di Antonio Costa ha sconvolto anche la comunità di Spresiano nel Trevigiano, dove l'uomo ha vissuto per diversi anni.
Era una figura conosciuta nel paese, anche perché mi pare vivesse sopra la ferramenta del paese, per cui sì, lo si vedeva in giro. È il sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra, a sfogliare l'album dei ricordi, i suoi di ragazzo, non ancora impegnato politicamente, che con Antonio condivideva la passione dei motori. Ero un ragazzino che frequentava i locali del paese, quindi qualche chiacchierata l'abbiamo fatta. Lui aveva un enduro, adesso non ricordo che moto avesse. Io avevo fatto un incidente con la mia di moto all'epoca e avevo uno zainetto con un portacasco che alla fine, non avendo più la moto io, avevo regalato a lui. Il primo cittadino di Spresiano ignorava che anche Antonio Costa fosse stato vittima proprio della sua passione, un incidente in moto che diversi anni fa gli aveva cambiato la vita. Forse anche per questo Costa aveva deciso di allontanarsi da Spresiano per tornare a vivere nella casa dei suoi parenti ad Alano di Piave circa 7 anni fa. Nonostante tutto, il 53enne non si era arreso. Prima del lockdown aveva deciso di organizzare una festa per il suo 50° e aveva invitato il sindaco del suo paese d'origine. Mi aveva detto che appunto non era in una situazione spettacolare e poi dopo doveva fare i 50 anni, ma li faceva in tempo di Covid e quindi sono tornate le chiusure, per cui non ha più fatto la festa, però mi aveva detto se ci andavo, insomma. Inabile alla guida, Antonio Costa da Alano di Piave si spostava con un monopattino e purtroppo le sue condizioni di salute precarie erano state un ostacolo per la ricerca di un lavoro stabile. Il 53enne metteva insieme il pranzo con la cena grazie a piccoli lavoretti che svolgeva per i suoi conoscenti. Ieri la notizia della sua morte violenta ha sconvolto 2 comunità che ora attendono di potergli dare l'ultimo saluto. Importante fuga di gas da una cisterna in scarico all'impianto Beifin lungo la 51 di Alemania Ponte nelle Alpi. L'allarme alla 115 è scattato attorno alle 16:30 di questo pomeriggio. Nella zona subito sono arrivati in forze i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Belluno in stretto contatto con il Dipartimento Regionale di Protezione Civile. La perdita di GPL è avvenuta su una valvola durante le operazioni di travaso da una piccola autocisterna verso un deposito dell'azienda. Scattato il piano d'emergenza, la ditta è stata subito evacuata, strada interdetta al traffico e disagi per gli automobilisti costretti a deviazioni verso Polpet per chi proveniva da nord, mentre le auto dirette a Longarone sono state dirottate sulla bretella autostradale che da Cadola porta a Pian di Vedoia, ma in men che non si dica il traffico è andato letteralmente in tilt da e per Belluno e Ponte nelle Alpi. L'intervento, riferiscono i vigili del fuoco, è apparso immediatamente impegnativo. Vi posso dare un aggiornamento proprio di questi minuti su questa perdita di gas che è stata intercettata dai pompieri che stanno lavorando appunto per la messa in sicurezza dell'area. La viabilità ha ancora dei rallentamenti, ma potrebbe essere ripristinata nei prossimi minuti. A breve sarà riallacciata l'energia elettrica per tutte le utenze della zona, eccezione dell'azienda Beifin che resterà disalimentata fino a quando i vigili del fuoco non dichiareranno chiusa l'intera operazione. Quindi un pomeriggio di caos, di vero e proprio caos sull'Alemania per questa perdita di gas alla Beifin. Io non ho altri aggiornamenti da darvi per il momento. Da Treviso e Belluno è tutto, vi lascio le previsioni del tempo, buon proseguimento di serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al Meteo. Settimana molto dinamica sul nostro territorio per l'arrivo in rapida successione di diversi impulsi instabili. Martedì 9 maggio tempo buono, poi peggiorerà. Vediamo nel dettaglio la situazione. Sul Veneto sarà in prevalenza soleggiato con qualche locale annuvolamento. Verso tardo pomeriggio e sera cielo via via più coperto con prime piogge sui monti, in estensione poi anche al resto della regione nella notte. Temperature in lieve calo, minime tra 13 e 16 gradi, massime tra i 18 e i 22 gradi all'incirca.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole con cielo poco nuvoloso, più grigio in serata e nella notte precipitazioni gradualmente più diffuse. Temperature minime tra 13 e 15 gradi, massime sui 21-22 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove il contesto sarà alquanto variabile, con maggiori tratti soleggiati al mattino e con rovesci invece nel pomeriggio. Temperature minime intorno ai 12-14 gradi, massime sui 20-21 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.